Oggi qui all'Hot Corner sono molto contento di avere Claudia Marchiori. Ciao Grazie. Claudia, come stai? Bene, bene. Ah, diciamo innanzitutto che giochi in casa però. Gioco in Cioè, casa. mostra di Venezia, l'emozione, però tu di dove sei esattamente? Sono di Venezia, terraferma, Cioè, chilometri da qui? una ventina. Vabbè, quindi insomma, Sì, che sì, effetto sì. ti fa essere qui? È molto emozionata. È strano perché mi sento a casa e quindi è un'emozione particolare, familiare e allo stesso tempo scomoda. Estranea. Sì, estranea, un po' scomoda, ma quella frizzantina che ti mette. Ma se un po' di anni fa ti avessero detto che a un certo punto saresti passata dall'altra parte, saresti diventata un'attrice e avresti iniziato questo viaggio? Diciamo che è arrivato tutto quanto in maniera inaspettata, ma anche aspettata, nel senso che c'è stato tanto impegno, tanta dedizione nel lavoro, nello studio, quindi le cose quando sono arrivate e ho saputo, non sono rimasta troppo stupita. Perché poi quando ti impegni tanto Cioè, e volevi arrivano i andare là e sei risultati, andata là, arrivano diciamo. e diventa naturale. Però allo stesso tempo pensarmi 4 anni fa, perché è da 4 anni che ho intrapreso la carriera Sì. d'attrice, vedermi qui in questa situazione no, non ci avrei mai pensato. Qual è stata l'esperienza che hai fatto di set che ti ha svoltato, che ti ha fatto capire, non ci siamo, perché poi insomma no, la strada è lunga e tutto, però La che hai detto? sposa. La sposa. La sposa di Giacomo Campiotti, prossimamente. Certo, grande Campiotti. Esatto, che verrà proiettata Quando lo vedremo? Rai 1 verso Ottobre. gennaio. Non, Ah, sono, ok. non sono certa al 100%, non voglio dare certezze, però so che Già, per prossimamente. l'inverno. Ed è una bellissima serie. Ho interpretato un personaggio che mi ricorda molto la mia famiglia. È una famiglia molto semplice, di origine contadina. Che è una bellissima parola. Sì, i miei nonni. Sempre di più, anzi, esatto, perché abbiamo bisogno delle radici. hanno i campi, gli animali e quindi mi ha dato la possibilità di ritornare un po' indietro, di fare delle ricerche anche attraverso delle mini interviste che facevo ai miei genitori, ai miei nonni e ai miei parenti. E questo personaggio che ho interpretato assomiglia molto a mia nonna, mia madre, mio nonno e mio padre. Ho fatto un mix di tutto quello che mi serviva, l'ho bello. inglobato e la cosa bella è proprio entrare in simbiosi, comprendere il pensiero. Non pensavo più come Claudia, ma come Carla. Questa Carla è una sindacalista veneta. Ah, e in che anni è ambientata la storia? Anni 60-70. Ah, ok, quindi Ed è ambientata gli anni tra la campagna veneta e calabrese. Quindi racconta Wow. una realtà esistita e la sento perché ha fatto parte tua. della mia vita familiare, quindi Ti ha scaldato. Senti, chi è il tuo mito, la tua attrice di riferimento, il tuo mito? Ieri abbiamo visto Jessica Chastain, dobbiamo dire che c'è delle somiglianze inquietanti, Sì, sembra la figlia segreta, la sorella minore di Jessica me lo Chastain. dicono spesso. Beh, però Ringrazio, è un complimenti. bellissimo complimento. Insomma, cioè, poteva andare peggio. No, assolutamente. Diciamo che un pochino mette. Soggezione. Sì, perché ovviamente essere paragonata a un'attrice di una certa portata, Esatto. però sono Claudia Marchiori e ho delle somiglianze, ho delle caratteristiche E chi è il tuo totalmente mito, diverse. invece? Il mio Quello che mito c'hai- è Anna Magnani. Ah, Diciamo che è una figura di riferimento, però tendenzialmente sono una persona, mi reputo e ne ho bisogno di libertà e quindi di cambiare anche idea. Adesso Anna Magnani diciamo che rispecchia la mia tuo fuoco. sì, quello che vorrei dare io, Ah, quello ok. che vorrei Cioè lo essere slancio che c'hai dentro. per gli altri, un'attrice che regala, che ti fa sentire in casa, in famiglia, a proprio agio, che ti dice le cose di petto, di pancia, non ci pensa troppo, istintiva. Che bello, hai detto niente. Hai detto ed è una niente, cosa che che poi mi sembra una piacerebbe cosa- molto. Ed è quello che apprezzo. Poi in questo caso è proprio, è libera, è semplice e ti arriva subito Sì, esatto. al cuore. È vero, Quindi mi potentissimo. piace. Però devo dire che non la metterei al primo posto perché potrebbe cambiare Certo, il mio non gusto. si sa mai. Senti, allora, prima ti lascio il nostro, così per non dimenticarti di noi, la nostra borsa di Grazie. Hot Corner.
Poi ti faccio l'ultima domanda, che invece è un gioco, perché noi qua ci piace fare i giochi. Domani devi partire per un'isola deserta, puoi mettere un solo film in valigia. Ah, aiuto. Facciamo finta che ci siano ancora Ce i l'ho, DVD. no, ce l'ho, mi è arrivato. Ah. Sì, sì. Il buono, il brutto e il cattivo. Ieri sono stata a una fantastica serata dedicata ad Ennio Morricone. Col maestro Andrea Griminelli, che è stato qua Esatto, tra l'altro all'Hot Corner l'altro giorno. E ho assistito a un bellissimo concerto. È arrivata questa canzone, la colonna sonora del buono, il brutto e il cattivo, e mi sono emozionata. E quindi Perché? adesso... Ma che ricordo c'hai? Perché c'è un ricordo legato. sì, è il mio nonno. Mi ricordo. Diciamo che il film in maniera assurda, perché penso la gente mi guarda e dice: tu che ti sei vista il buono, il ma brutto tu e il cosa cattivo. c'entri tu col Sì, buono, il brutto e il cattivo? Esatto, ma io non l'ho visto una volta, l'ho visto 10 Ah, lo volte. conosci a memoria, Assolutamente, Tuco, il potrei continuare a cimitero. guardarlo e provare sempre emozioni nuove e fresche, perché mi ricordano mio nonno. Che è la grandezza del cinema poi. Sì. Claudia Marchioro all'Hot Corner, grazie Claudia. Grazie mille, Grazie grazie. mille.